Professore, lei ha aperto una strada. Ma non lo so se ho aperto una strada. La decisione di Zaia mi sembra una decisione sensata, perché in un regime di carenza forse fa riferimento a persone che hanno già fatto parte di questo mondo, che sono già inserite negli ospedali, nel territorio. È certamente molto meglio che non andare in cerca di qualcuno che piomba chissà da dove, Ecco, Zaia sottolinea il fatto che il problema è che all'ultimo concorso bandito dall'azienda Zero si sono presentati solo una decina di candidati per 80 posti a disposizione. Ahimè, è vero. Questo da che cosa deriva secondo lei? Perché vede, una delle sciocchezze che ogni tanto si fanno è quello di fissare i numeri chiusi. Allora, anni fa, temendo che ci fosse chissà quale pletora di medici, eccetera, hanno deciso di fare il numero chiuso per l'ammissione a medicina e dopodiché si sono dimenticati che il tempo passa, hanno mantenuto il numero chiuso a medicina, adesso ci troviamo senza medici. Quindi secondo lei, professore, la soluzione quale sarebbe? La soluzione è che bisogna lasciare che il mercato si autoregoli. Non c'è niente di peggio quando qualche ministeriale o peggio qualche ministro decide di governare lui il fluire degli eventi. Quasi sempre si va a sbattere clamorosamente. Professore, lei oggi ha lavorato? Sì. Ha fatto anestesie? Sì. Com'è andata? Benissimo, che diamine. Professore, quindi possiamo dire che l'età la maggior parte delle volte non è un problema? Può essere un problema se uno ha delle malattie. Allora se uno è malato, ma io fortunatamente non prendo nessun farmaco, non ho bisogno di nulla, l'unico farmaco è che mangio a mezzogiorno e alla sera bevo un bicchiere di rosso. Ah, ho capito, questa è la sua terapia, diciamo. Sì. Il problema, professore, non è il suo caso, ma il problema potrebbe essere rappresentato dal fatto che magari alcuni medici un po' avanti con gli anni non hanno i riflessi di un tempo. Ma allora qua ci vuole l'autocritica e capire che non si è più adatti a fare il lavoro.